Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi, che è in collegamento con noi come praticamente tutti i venerdì. Grazie professore e buona mattina anche a te. Grazie a tutti voi. Allora, di che cosa ti sei occupato in questi giorni? Io so che hai fatto particolare attenzione a un modello, chiamiamolo così, organizzativo, ma anche politico, economico, diciamo così, e di gestione, che ti ha portato a definire il presidente Trump come colui che agisce per conto di un consiglio di amministrazione che non c'è, come presidente di un consiglio di amministrazione che non c'è. È una metafora aziendalistica abbastanza intrigante, no? Io magari vorrei partire da qui e poi ti lascio la parola sui temi sui quali ti sei soffermato in questi giorni. Cosa ha attirato di più la tua attenzione, professore? Ecco, certamente questa posizione di Trump, Trump è un immobiliarista, è un pragmatico, non è un politico e quindi è abituato a governare con un processo decisionale unitario. E però lui di fatto occupa la presidenza degli Stati Uniti d'America, che è considerata ancora oggi una repubblica democratica, anche se tende a prevalere una concentrazione di ricchezza che la fa portare più ad essere una forma di democrazia oligarchica, diciamo così. Quello che lui sta facendo ricorda un po' due presidenti americani che l'hanno preceduto, uno era Andrew Jackson e l'altro Franklin Delano Roosevelt, il loro obiettivo è stato, come quello di Trump, di far fuori l'opposizione. E quindi lui attua tutta una serie di decisioni che non sono chiare da un certo punto di vista, non si capisce perché lui debba mandare via dalle università americane tutti gli studenti stranieri, i quali si stanno rivolgendo adesso alle università canadesi e alle tradizionali britanniche di Oxford e Cambridge. Ora, questo unitamente alle altre operazioni di cancellazione di istituzioni, di fondazioni, cancellazione del Ministero della Cultura, eccetera, insomma, no? Recentemente anche con l'operazione Dazi lui si sta scontrando con i giudici, i quali gli dicono tu non puoi prendere una decisione di questo genere perché sei in un paese democratico e quindi l'assunzione di decisioni unilaterali sono tipiche di regimi che l'hanno preceduto nel secolo scorso, perché questa posizione di scontro con le opposizioni per sostanzialmente ridurle la portata e ridurre la sua influenza, insomma, no? Come ricorda Dalio, che è uno dei principali, è uno gestore dei principali fondi di hedge fund americani. Dalio dice che questa amministrazione ricorda le amministrazioni degli anni 30 che legavano le opposizioni, in particolare lui fa riferimento al nazionalsocialismo e al fascismo degli anni 30. Quindi queste sono le posizioni degli americani e noi rimaniamo per certi aspetti sconcertati perché non riusciamo a capire il senso di queste operazioni. Da un certo punto di vista si capisce che lui si trova su una situazione esplosiva perché ha un debito di 37-38 mila miliardi e il rischio che il dollaro possa essere svalutato a seguito delle iniziative che stanno intraprendendo i BRICS per avviare monete alternative al dollaro stesso. Quindi
la sua obiettivo è quello di ridurre i costi della pubblica amministrazione. In questo aveva creato questo centro con Elon Musk di taglio di dipendenti pubblici, taglio di istituzioni pubbliche, taglio di fondazioni, ha cancellato il Ministero della Cultura, è intervenuto su altri centri, insomma, no? D'altro canto, questa riduzione dove prendo, insomma, di costi viene in un qualche modo neutralizzata dai progetti che lui ha di ampie riduzioni fiscali, quindi riduci la pressione fiscale, ma questo poi ti comporta minori entrate e quindi ti genera maggiori costi. Quindi si è, fra virgolette, intrappolato in una situazione in cui l'urgenza e la necessità di prendere delle decisioni rapide lo mette in conflitto con una partecipazione dell'opposizione a queste decisioni. E quindi lui si muove in modo, fra virgolette, arbitrario, si muove da immobiliarista che deve decidere, che deve portare a casa dei risultati. È stato in Medio Oriente, il Medio Oriente dice: io porto a casa 5.000 miliardi di forniture militari, di interventi e investimenti degli arabi negli Stati Uniti, ha fatto questo accordo con la Cina, e questo è un fatto, fra virgolette, positivo. Poi però dal punto di vista della politica non si riesce a capire come vuole gestire questa sua posizione in Ucraina né la posizione in Palestina. Da notare che lui nel recente viaggio ha evitato di passare a incontrare Netanyahu ed è andata a incontrare invece i sauditi, insomma, no? L'altra cosa che mi ha colpito è stata la sua posizione nei confronti della Siria, al Giolani, dove lui ha levato le sanzioni alla Siria e ha favorito levato le sanzioni alla Siria e riconosciuto il regime siriano, che è governato da un ex di Al-Qaeda, e quindi è quantomeno strano che levi le sanzioni a un regime governato da un ex di Al-Qaeda. Per quanto riguarda l'Ucraina, lo vediamo tutti i giorni, è un continuo stop and go, cioè andiamo avanti, dichiarazioni, non dichiarazioni, quindi ci sono due temi due temi politici che non possono essere risolti dal punto di vista economico e finanziario, quindi sia il problema della Palestina sia il problema dell'Ucraina con Putin. Quindi si trova di fronte, si è infilato in queste due situazioni prendendo delle decisioni come dire, estremamente violente per certi aspetti. E qui noi ci siamo lasciati, fra virgolette, scartare, no? Perché come Unione Europea noi ci siamo trovati in mezzo a una buriana scatenata da Biden, e quindi scatenata in realtà dall'invasione di Putin dell'Ucraina, ma in realtà stimolata dal 2014, prima da Obama e poi da Biden. Quindi noi ci siamo trovati nel mezzo di un conflitto ucraino dal quale gli Stati Uniti sembrano a questo punto, che sono stati quelli più violenti nell'innalzare il livello di conflitto, sembrano volersi levare di torno. Quindi noi ci troviamo come con il cerino in mano, per cui ci lascia il cerino in mano, e sia questo sia in Palestina, dove l'Europa non riesce a trovare un suo percorso, una sua identità. Quindi abbiamo questi soggetti che sono Starmer, che sono Macron, che sono Merz,
che in parte anche Draghi, l'Ursula von der Leyen, che io li ho definiti personaggi, 6 personaggi in cerca d'autore, come ricorda Pirandello nella sua tragedia, perché tale è una tragedia, insomma, no? Quindi abbiamo una situazione di stallo in cui non sappiamo bene che cosa fare, ci muoviamo i cosiddetti volonterosi, insomma, no? In realtà i volonterosi sembrano sempre lì al palo, non si riesce a capire, perché in realtà hanno seguito per 4 anni con la presidenza della Ursula von der Leyen gli ordini di Biden, e che sono stati rigettati da Trump. Quindi ci si ritrova in una situazione di stallo, di grande difficoltà dal punto di vista politico e dal punto di vista delle decisioni. Che cosa fai? Cioè Trump vuole chiudere con l'Ucraina e noi siamo qua con Merz a dire possiamo dare dei missili che colpiscono oltre 1000 chilometri all'Ucraina, e diciamo viene agitato lo spettro di per sé è un fantasma, insomma, no? Dell'invasione della Russia in Europa, che non si riesce a capire se lo fanno per scherzo, se lo fanno per follia, se lo fanno... Non si riesce veramente a capire come ragionano questa gente, che sono, ripeto, dei personaggi in cerca d'autore, perché non hanno una... recitano in una commedia dove hanno delle parti e nessuno sa qual è la parte che deve recitare, né la traccia da seguire per lo svolgimento di questa commedia, insomma, no? Per cui vanno un po' a braccio. Questa gente va a braccio, come si suol dire. Non c'è un programma, non c'è una commedia, non c'è una traccia che è stata definita, e non c'è un legame unitario, insomma, no? L'esclusione dell'Italia, poi il recupero dell'Italia, insomma è veramente una situazione che rende poi ogni singolo paese in una situazione di relativo immobilismo. Cosa facciamo? Stiamo contro la Russia, stiamo con Zelensky, Trump che cosa fa? Quindi queste situazioni sono situazioni molto difficili, e la posizione di Trump è la posizione, come hai ricordato tu, di un amministratore delegato di una società dove non c'è il consiglio d'amministrazione, e questo crea dei problemi forti. Abbiamo delle reazioni e, come ho detto, anche delle decisioni comprensibili. Non dimentichiamo che dall'inizio del mandato lui ha firmato 152 decreti esecutivi, cioè a 152 decreti esecutivi non è una roba da ridere, insomma, no? Quindi si sta comportando come l'immobiliarista che dice, beh, io costruisco gli immobili, poi gli altri se la vedranno, insomma, no? Credo che questo sia uno spunto di riflessione per noi, ma sia anche una domanda che si stanno facendo gli americani, dove peraltro la situazione tende a diventare sempre più esasperata dal punto di vista sociale. Abbiamo più di 50 milioni di persone sotto la soglia della povertà, e quindi è un richiamo a definire delle linee quantomeno di condivisione, insomma, no? Non puoi andare a destra, a sinistra, fare dei dazi, poi ritorni indietro, poi li rifai, poi li ritorni indietro, poi ci sono Ecco, i giudici. tra l'altro no, c'è questa notizia con cui aprono i quotidiani oggi, circa il fatto che i giudici federali statunitensi, la Court of International Trade, Tribunale del Commercio viene tradotto così, ha annullato le tariffe annunciate nel cosiddetto Liberation Day da Trump, no? La Corte dice che questa facoltà spetta al Congresso e non solo al Presidente, e si è arrivato a parlare da parte della Casa Bianca di golpe giudiziario, che è una definizione che anche in Italia conosciamo abbastanza, no? Il fatto è che questo golpe, come dice la Casa Bianca, ha avuto il risultato di ottenere una sospensiva in attesa di rivolgersi forse alla Corte Suprema, però insomma un bel caos. Ecco, questo modo di gestire le cose da amministratore delegato unico, da presidente senza CDA, funziona secondo te? Può funzionare? Può essere No, secondo me no. può essere traslato da, non so, da una grande o piccola impresa che sia al modello di gestione politica? No, io credo che lui si stia muovendo
con una situazione in cui ritiene di poter fare quello che vuole, no? E tutte le operazioni che ha fatto in una sorta di impunità, no? Quindi i giudici si schierano contro. Poi dietro queste operazioni ci sono sempre dei versanti politici, quindi è chiaro che, per esempio, non si capisce il perché lui mandi via gli studenti universitari stranieri dalle università americane. Harvard è Ecco, tra una l'altro anche lì no, Harvard resta aperta perché un altro tribunale ha bloccato per un mese la revoca dei visti agli studenti internazionali. Anche qui la Casa Bianca ha detto questa giudice è andata oltre il suo ruolo. Ecco, qui e questa è una posizione di comando, insomma, no? Quindi quello che esercita Trump in una situazione, non accetta il giudizio, cioè si muove come un carro armato, come un elefante nel giardino, no? Per cui è evidente che solleva delle opposizioni. Lui chiaramente mostra di affrontare il deep state, il cosiddetto deep state, i liberal, i poteri che nel tempo i neocon hanno conquistato negli Stati Uniti. Quindi confrontarsi su questo tema vuol dire andare a occupare tutti i posti, perché quindi non ci stiamo limitando a dire prendiamo delle decisioni e firmi 152 ordini esecutivi, ma si tratta, come lui sta facendo, di mettere i suoi uomini in tutte le posizioni possibili. Quindi è un'occupazione del potere che va contro un processo democratico di confronto. Non so sino a che punto questo sia possibile in una sorta di crescente conflitto sociale, anche perché il conflitto sociale negli Stati Uniti viene esacerbato dalla crescente difficoltà economica del ceto medio e della quantità di persone sotto la soglia della povertà. E quindi questo, secondo me, rischia di metterlo in una situazione che potrebbe persino pregiudicarla e portarle a mettere una sorta di linea molto dura nella gestione del potere, insomma, no? Quindi credo che sia una grande difficoltà. L'America è alla ricerca di una sua identità e un amministratore unico non sarebbe accettato da nessuna parte, insomma, anche da noi Orselli è un amministratore unico che fa molto quello che vuole, però alla fine ci si deve scontrare con le opposizioni perché tu non sei il proprietario unico e quindi ci sono delle istanze che devi rispettare. Questo dal punto di vista politico mette poi anche l'Europa, l'Italia e gli altri paesi europei in una situazione di grave difficoltà nei confronti degli Stati Uniti e nei confronti delle questioni aperte come l'Ucraina e la Palestina. Allora, professore, se qualcuno vuole intervenire in diretta, dico alla regia, apriamo anche le linee telefoniche per chi volesse intervenire, chiamando e parlando con il professor Pezzani al numero 02 92 94 7222. Ricordo il numero 92 94 7222, prefisso 02. Messaggi WhatsApp al 340 67 09 659. Ecco, sotto il profilo prettamente economico, perché abbiamo parlato anche di rapporti internazionali, no? Però sotto il profilo economico interno, la nuova politica economica di Trump può essere riassunta molto grossolanamente con lo slogan famoso, no? Make America Great Again, cioè dare slancio, impulso, riportare la produzione dentro i confini, dare di nuovo appunto vigore all'economia nazionale, alla produzione nazionale, rinazionalizzare molte produzioni. Avevamo già sfiorato questo tema in passato. Questo modello, diciamo, di comando da presidente del CDA senza CDA può funzionare sotto il profilo della politica economica? Al di là delle questioni internazionali. No, non può funzionare da un punto di vista pratico, nel senso che nel momento in cui tu hai delocalizzato tutte le tue attività produttive
in paesi dove la manodopera è a basso costo, il problema è che riportarla indietro, tu non puoi farlo nel giro di un mese e neanche nel giro di un anno, ci sono dei tempi lunghi perché si tratta di reinvestire. C'è chi dice andiamo a produrre negli Stati Uniti, ma Apple per esempio ha già detto che non possono produrre l'iPhone negli Stati Uniti perché dovrebbero venderlo a dei prezzi insostenibili. Sono venuti fuori dei problemi anche da parte delle grandi GRIF, dove il proprietario referente di Gucci ha detto il made in Italy è un made in Italy, non si può pensare che Gucci sia made negli Stati Uniti, quindi le GRIF scontano il fatto che il made in Italy è comunque un plus che va rispettato. L'altro aspetto che rende difficile il processo decisionale di Trump, che ragiona in termini brevi, cioè lui dice io adesso porto la produzione e domani mattina tutti devono portare la produzione. Ci sono dei termini concreti, operativi, cioè al di là della difficoltà tecnica e strumentale di fare questa operazione ci sono dei costi, e dei costi non solo, ma quelli che hanno tentato di fare di portare dei filari produttivi negli Stati Uniti si sono trovati per esempio con la mancanza di manodopera adeguata. Quindi il problema è non solo portare indietro con maggiori costi, ma uno dei problemi è che non c'è la manodopera, non c'è la manodopera adeguata. Quindi stiamo parlando di manodopera in senso qualitativo e in senso quantitativo, quindi non ci sono problema di riportarli e ci sono dei tempi tecnici nelle cose, insomma, no? Non è che li puoi fare dalla sera alla mattina. Io faccio un progetto di un condominio, faccio un progetto di un grattacielo, lo metto in pista e via. E qui non è la stessa cosa, perché sono dal 1990, stiamo parlando del 90, del 91, che il processo di delocalizzazione degli Stati Uniti è diventato un processo di totale dipendenza produttiva dall'estero, insomma, per cui gli occupati nel settore manifatturiero sono passati dal 50% al 10%. Quindi recuperare la manodopera, dove la vai a prendere? Cioè vuoi rifare le produzioni qua? Dov'è che vai a prendere la manodopera? Poi a quali costi, a quali condizioni? Quindi io ritengo che lui si muova d'imperio sostanzialmente, no? E quindi è chiaro che questa posizione crea inevitabilmente dei conflitti con gli altri paesi, i dazi, si muove, ripeto, come un elefante nel giardino e questo la politica di cambiamento richiede dei tempi lunghi, non puoi fare queste operazioni pensando di dire in un mese io riporto tutte le produzioni negli Stati Uniti, non è Allora, pensabile. professore, abbiamo un messaggio via WhatsApp, un audio messaggio, mi segnala la regia, quindi lo ascoltiamo insieme. Giulio, buongiorno professore. Questa mattina mi trovo in disaccordo con le parole del professor Pezzani, che sicuramente ne sa più di me. Però io non ho molto letto elegia americana e mi sembra che quell'America depressa, povera, che vive di sussidi, non sia colpa di Trump. Forse Trump in questo momento, quell'America lì, sta cercando di migliorarla. In che modo? Dando una linea guida. Prima ognuno faceva quel che voleva e leggendo legge americana vediamo gente nella profonda America che viveva di sussidi e di fronte al lavoro si tirava indietro, cioè quel libro lì è illuminante dal mio punto di vista e io su Vance metterei proprio una, come si dice, una medaglia per dire questo sarà il prossimo presidente e avrà sicuramente una base solida. Trump secondo me sta facendo quello che gli hanno chiesto questa parte dell'America. Ecco, questo è un dato senz'altro vero, professore, no? Ha incarnato Sì, anche ha allora, raccolto le aspettative di questa America working lui class, ha povera, certo, depressa.
ha certamente colto le aspettative. Il problema è che si condividono le idee, non si condividono i metodi, sono due cose diverse. Quindi lui ha ragione perché, come abbiamo detto, si è trovato su una bolla esplosiva del debito pubblico, della povertà, della delocalizzazione, della caduta della manifattura. Riportandola indietro, il problema è, ha ragione sì, ma i metodi diventano, fra virgolette, violenti. In tutte le cose ci sono dei tempi per realizzarle, insomma, e il confronto sui tempi e sui mezzi richiederebbe una maggiore attenzione. Lui è abituato a muoversi con grande rapidità e questo oggettivamente in un contesto sia geopolitico mondiale non è una cosa così semplici, quindi si contestano non le finalità perché si condividono le finalità, ma i metodi che sta usando lo mettono in difficoltà. Professore, questo è un po' il punto, no? Che ci siamo posti come tema fin dall'inizio di questa conversazione, che adesso andiamo a chiudere perché sono le 10:58. Però il punto è, io parto da esigenze giuste perché c'era bisogno di una svolta Assolutamente sì. dopo Biden, no? Che insomma rappresentava l'establishment, detto in sintesi, sempre per sintesi un po' grossolane, ma quello era, no? C'è stato una forte investitura popolare dal basso nei confronti di Trump e questa è stata una novità che hanno colto tutti, al di là del fatto che non fosse nuovo ma fosse una riedizione, no? Per la seconda volta, però ha raccolto questo favore popolare di spinta dal basso. Il problema non è, come dicevi tu, la natura di questa spinta che c'è, che è reale e che è stato un pregio raccogliere, perché altrimenti rimaneva inascoltata una larghissima fetta della popolazione. Il problema è i metodi sono giusti per arrivare al risultato, questo è il punto, no? Lo stile di comando, il metodo di comando è giusto o rischia di allontanarli ancora di più, quei giusti propositi, quei giusti obiettivi? E questo è questo il problema. Allora, noi condividiamo, l'abbiamo detto tante volte, lui si è trovato su una bolla esplosiva. Le sue finalità sono giuste, quello di riportare la produzione, quello di ridurre, di fare delle operazioni sui dazi per recuperare delle entrate fiscali, sono giuste quelle, però il problema è che il modello decisionale, come vediamo nei fatti, si scontra con delle opposizioni, fra virgolette, che sono quelle, insomma, no? Per cui ti scontri con la Cina e non è che ti scontri col primo che passa. Ha dovuto fare questi dazi, poi ritorna indietro, adesso ci sono i giudici che lo mettono in difficoltà. È chiaro che i cambiamenti di questo genere sono sempre cambiamenti che portano dei conflitti, quindi si condivide pienamente l'operato di Trump nelle sue finalità e questo l'abbiamo detto sempre. Quello che adesso viene messo in discussione sono le modalità e quindi il problema da domandarsi è: potrebbe lui riuscire a realizzare gli stessi obiettivi condivisi con modalità più partecipative? Questa qua è la domanda che ci facciamo tutti, fermo restando che lui si trova di fronte a un grande problema ed è stato eletto per risolvere quel problema Professore, lì. chiudiamo con una frase di Loredana che saluto, che ci scrive: se avesse meno ostilità continue, Trump avrebbe anche il tempo di correggersi con calma. E questo naturalmente è una cosa non verificabile, Certo. perché attiene, diciamo, a un carattere che noi non conosciamo, se non per quello che è raccontato dai giornali, dai media, eccetera. Comunque, grazie anche a Loredana, grazie al professor Fabrizio Pezzani, Grazie a come voi. sempre, e buona mattina, buona fine di settimana a tutti. Grazie a tutti voi, buona giornata e buona fine settimana. Avete ascoltato Auto